Mestre. Scontro tra un'auto e un'autocisterna sulla Carbonifera. Con l'impatto l'automobile si è schiantata con la parte posteriore contro il guardrail, deformandolo. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico è andato in tilt visto che tutti i mezzi in uscita dalla tangenziale alla rotatoria dell'Holiday Inn diretti a Venezia si sono incolonnati. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La bretella è rimasta chiusa per ore, provocando disagi anche sulla Romea con traffico rallentato. Robegano. Torna a colpire la banda dei cimiteri. Questa volta i ladri hanno preso di mira il camposanto di Viale della Rimembranza, rubando il rame a copertura delle cappelle. Un furto simile a quello di alcune settimane fa a Pianiga, con un bottino che si aggirava intorno ai 50.000 euro. Con ogni probabilità anche questo varrebbe alcune decine di migliaia di euro. Nel frattempo sarebbero state anche rilevate alcune impronte che potrebbero incastrare i ladri di rame. Mestre. La polizia è intervenuta mercoledì sera in un bar di via Felisati perché il proprietario ha segnalato un personaggio molesto e ubriaco nel suo locale, intento a infortunare i presenti che hanno riferito di essere stati aggrediti a male parole, mentre alle donne erano riservati gesti con chiari intenti sessuali. Una volta entrati gli agenti, il giovane li ha spinti e insultati. A quel punto il trentenne è stato portato nell'auto della polizia e lì ha cercato di colpire con una testata uno degli operatori. Alla fine è dovuto intervenire anche il personale del 118 per riportarlo alla calma e solo il mattino seguente il tunisino ha riferito il suo nome. Ha trascorso la notte in cella di sicurezza, poi il processo direttissimo.